con Reali e Taloni insieme a Blasimma in porta. Ecco il quintetto della Capitolina, cominciata la partitissima. Sulla destra, attenzione a Taloni, riconquista palla, il capitano, pallone in mezzo, Corsetti la blocca senza problemi. Un minuto e mezzo se n'è andato, 0-0 ancora. Attenzione alla profondità cercata da Taloni, se ne va il capitano, Cutruppi! 1-0 Capitolina, dopo 1 minuto e 40 secondi la capolista passa in vantaggio con il numero 16. Pallone in mezzo, Alvarito si coordina, calcia malissimo, ancora Alvarito, attenzione a Martinelli, si gira, Reali. Alla fine lo scarico su Grassi, pallone in mezzo, grande triangolo, Grassi, il pallonetto a un passo dall'1-1 e Lido di Ostia. C'è Grassi sul punto di battuta, lo scambio, il gol, Bonanno sul secondo palo, 1-1 al 6° minuto, il pareggio del Lido di Ostia. Buon disimpegno da parte del Lido di Ostia, che adesso Martinelli, la conclusione centrale. Che perde il pallone, allora riparte la Capitolina. Taloni, il tiro, Corsetti in angolo. Adesso rischia la Capitolina, attenzione Alvarito, il pallonetto, Ugherani che salva sulla linea. Grassi chiama il movimento a Fred, attenzione a Fred, pensa al tiro, la prova, l'intervento di Sordini, poi Fred da terra. Lancio lungo a cercare Taloni, il controllo di testa, attenzione, la conclusione di Cutruppi che non inquadra lo specchio della porta. Fa vedere Ugherani ma si va più a destra da Taloni, profondità per Potric, gran movimento Potric, il tiro, Corsetti. Alvarito, attenzione, c'è Fred, è tutto solo, Fred e il tiro, Blasimme che cerca la profondità, Martinelli, pallone per Grassi, calcia alto, si divora il gol del vantaggio, che occasione per il Lido. Ma è uno schema, Taloni, la conclusione, la deviazione di Cutruppi, il 2-1 della Capitolina, la doppietta del numero 16. E termina qui il primo tempo al Pala di Fiore con la Capitolina in vantaggio per 2-1 sul Lido di Ostia. Taloni può puntare Alvarito, prova il tiro, la conclusione che termina non lontano dallo specchio della porta. Allora il Lido con De Santis, c'è Alvarito, pallone per Bonanno, Blasimme alza sopra la traversa. Sulla destra, Alvarito in mezzo, Blasimme. Buon anno. Attenzione all'errore di Alvarito, Cutruppi! Hat-trick per il numero 16, si porta a casa il pallone, 3-1 Capitolina. Step over to me, boy, and grab yourself a drink.
kind of big thing. Girl, you make me think. Ma il Lido lo serve male. Attenzione all'errore. Fred, ancora lui, ancora Blasimme. Che brutto errore della Capitolina. Che grande parata del portierone. In your black dress. You're so damn good looking in your black dress. Black dress. You're so damn good. Adesso vediamo cosa farà Sordini, se ritenterà la battuta a rete. La rincorsa è lunga, parte Sordini, ci prova, gol incredibile! Sordini fa un gol pazzesco, la Capitolina cala il poker 4-1 al Pala di Fiore. Alvarito per Grassi, Blasimme, le para tutte. Grande pallone con l'esterno, Grassi se ne va, Grassi, ancora Blasimme. Step over to me, boy, and grab yourself a drink. It's not that kind of big thing. Calcio di rigore per il Lido di Ostia. Batte De Santis contro Blasimme, parte De Santis, la parata di Blasimme, la parata di Blasimme. You're so damn good looking in your black dress. Cutruppi, Taloni, pezza a destro, lo prova, Corsetti in angolo. Arriva adesso il triplice fischio dell'arbitro, la Capitolina sbanca il Pala di Fiore, 4-1 il finale, la Capitolina vola più 11 sui Tensi. Beh, sì, sono contento, e a volte faccio bene il mio dovere, a volte meno, quindi purtroppo il ruolo mio è questo. Sono contento oggi di aver aiutato la squadra perché era una partita difficilissima in un campo difficile, contro una squadra a mio avviso molto forte, allenata bene, quindi per noi era importante non perdere terreno e non farci accorciare, quindi insomma sì, sono contento. Sì, diciamo che noi siamo in questa stagione i fautori del nostro destino. Oggi i ragazzi hanno fatto una prestazione di altissimo profilo sotto l'aspetto dell'attenzione, hanno capito che la partita era di fondamentale importanza per il proseguo di questo campionato. Purtroppo contro l'Lido di Ostia abbiamo giocato 2 partite che contano, sì, sono importanti, ma la terza sarà mercoledì, quella vera, quella che ha qualcosa in palio. Quindi contento del risultato, contentissimo, ci rimbocchiamo le maniche e pensiamo a mercoledì che sarà di nuovo un'altra battaglia, un altro step molto importante per il proseguo di questa stagione. Abbastanza delusi, diciamo, non tanto dalla prestazione, perché comunque ce la siamo giocata, solo in fase offensiva non abbiamo finalizzato tutte le occasioni che abbiamo avuto e purtroppo quando non finalizzi la partita va a finire in questo modo. Questo è stato secondo me il problema, perché comunque ce la siamo giocata faccia a faccia, abbiamo giocato molto meglio della partita andata dove insomma non c'è stata storia, quindi sono abbastanza deluso per il risultato finale, diciamo.